Non abbiate paura di rovesciare l'ordine delle notizie per dare voce a chi non ha voce. Così il Papa in udienza con i membri dell'Unione Cattolica della Stampa Italiana, presente la delegazione della Liguria. Siamo sempre in tempo a sanare il male con il bene, l'invito del Papa all'Angelus che ha chiesto ai cristiani di dare valore più alle persone e alle relazioni che ai beni e alle ricchezze possedute. Pregate e vivete ciò che annunciate, l'invito del Vescovo ai catechisti della diocesi all'inizio del nuovo anno pastorale. Da Monsignor Tanasini un richiamo a non staccare l'annuncio del Vangelo dall'Eucaristia. Prosegue l'iter per la costruzione della residenza per anziani a Pralungo di Mezzanego. Pubblicato oggi il bando sulla Gazzetta Ufficiale Europea, il 20 di novembre l'apertura delle buste. La caserma dei Carabinieri di Santo Stefano d'Aveto è intitolata ad Albino Badinelli. Il paese ha ricordato il giovane carabiniere ucciso nel 1944 per evitare il rastrellamento di 20 civili innocenti. Il Chiavari Canoa Polo ancora campione d'Europa. La formazione di Chiavari a Catania conquista la Champions League per il secondo anno consecutivo, sconfitti in finale i tedeschi del Libla. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Il Papa ha incontrato quest'oggi nell'Aula Clementina i membri dell'UCSI, l'Unione Cattolica della Stampa Italiana. Nell'occasione Francesco ha esortato ad un giornalismo capace di distinguere il bene dal male, le scelte umane da quelle disumane. Raccontate, ha detto, buone notizie e smascherate le parole false. Il servizio dal Vaticano. Lavorare per la coesione sociale, dire la verità ad ogni costo, essere liberi di fronte all'audience. Delinea il comportamento del giornalista, il Papa, che stamani in udienza ha incontrato l'Unione Cattolica Stampa Italiana, da 60 anni punto di riferimento dei giornalisti cattolici. La tesi del Santo Padre è che la comunicazione ha bisogno di parole vere in mezzo a tante parole vuote. Solo con l'utilizzo di parole di pace, di giustizia e di solidarietà, rese credibili da una testimonianza coerente, si possono costruire società più giuste e solidali. Francesco porta un esempio. Una persona muore assiderata per la strada e non fa notizia. La borsa ribassa di 2 punti e tu e le agenzie ne parlano. Qualcosa non funziona. Non abbiate paura di rovesciare l'ordine delle notizie per dar voce a chi non le ha. Di raccontare le buone notizie che generano amicizia sociale, non di raccontare favole, no, ma buone notizie reali, di costruire comunità di pensiero e di vita capaci di leggere i segni dei tempi. Vi ringrazio perché già vi sforzate di lavorare per questo anche con documenti come il Laudato Si, che non è un'enciclica ecologica, ma sociale, e promuove un nuovo modello di sviluppo umano integrale. L'udienza si apre con il saluto della presidente nazionale UCSI, Vania De Luca, che ricorda l'impegno dell'associazione e dei suoi iscritti. De Luca li definisce giornalisti di pace, costruttori di ponti, sentinelle della libertà di informazione. Sforzandoci di affinare lo sguardo, la penna e la parola per cogliere quei possibili germi di speranza che pure in un mondo che sembra impazzito non mancano, ci sono, basta vederli, basta coglierli, basta dare loro un'espressione, una visibilità. È quello che cerchiamo di fare col nostro lavoro. All'incontro di questa mattina era presente una delegazione dell'UCSI della Liguria, capitanata dalla presidente Laura Ferrero, giornalista del Cittadino di Genova. L'abbiamo intervistata al termine dell'udienza, la sentiamo. Come pensa e come lavora un giornalista che ha la pace al primo posto? Un giornalismo che non sia naturalmente gridato, che non cerchi lo scoop, ma che sia al servizio davvero dell'uomo, della persona e del bene comune. Quindi una visione del giornalismo che sicuramente oggi è molto difficile da realizzare, ma che spetta proprio al giornalista cattolico. Il Papa si aspetta questo dall'UCSI, si aspetta questo dai giornalisti in generale e lo ha detto con grande semplicità, ma anche con molta chiarezza oggi e con molta fermezza. E quindi speriamo davvero di poter realizzare questo suo desiderio. Il Papa ha parlato ai giornalisti e segnatamente ai giornalisti dell'UCSI, ma queste parole di Papa Francesco quanto sono attuali per la società di oggi?
Le parole di oggi del Papa sono stati un richiamo, io credo, per tutti i giornalisti, perché se davvero il discorso di oggi rivolto a Lux rimanesse soltanto all'interno dell'associazione sarebbe un'occasione assolutamente persa. È stato detto anche oggi poi nel Consiglio nazionale dell'associazione, che appunto si è riunito dopo l'udienza, e sono parole che devono essere riprese in mano, devono essere meditate e studiate insieme, proprio per poterle approfondire e poterle anche trasmettere al di fuori, perché altrimenti rischia davvero di essere qualche cosa detto a noi giornalisti riuniti dell'UXI, ma poi un pochino perso. Quindi parole che sono quanto mai attuali e che devono essere meditate. Ora facciamo un passo indietro. Ieri mattina all'Angelus il Papa ha riflettuto sulla parabola dell'amministratore disonesto. Siamo sempre in tempo a sanare il male con il bene, ha detto. Il servizio curato da Radio Vaticano. Lo vediamo insieme. È un clima quasi autunnale ad avvolgere i fedeli in piazza San Pietro in attesa del Papa. Commentando la parabola evangelica dell'amministratore disonesto, Francesco oggi invita i cristiani ad essere scaltri nel trasformare le ricchezze che possono causare divisioni in strumenti di fraternità, perché le persone, dice, valgono più delle cose. È questa una vera inversione di rotta. Di fronte alle nostre mancanze, ai nostri fallimenti, Gesù ci assicura che siamo sempre in tempo per sanare con il bene il male compiuto. Chi ha causato lacrime renda felice qualcuno, chi ha sottratto indebitamente doni a chi è nel bisogno. Facendo così saremo lodati dal Signore perché abbiamo agito con scaltrezza, cioè con la saggezza di chi si riconosce figlio di Dio e mette in gioco se stesso per il regno dei cieli. Sia la Vergine a guidarci in questo è la conclusione del Papa, perché quanti abbiamo aiutato dicano che in loro abbiamo visto e servito il Signore. Chi ha causato lacrime renda felice qualcuno, chi ha sottratto indebitamente doni a chi è nel bisogno. Facendo così saremo lodati dal Signore perché abbiamo agito con scaltrezza, cioè con la saggezza di chi si riconosce figlio di Dio e mette in gioco se stesso per il regno dei cieli. La Vergine Santa ci aiuti ad essere scaltri nell'assicurarci non il successo mondano, ma la vita eterna, affinché al momento del giudizio finale le persone bisognose che abbiamo aiutato possano testimoniare che in loro abbiamo visto e servito il Signore. Inizia una settimana importante per la Chiesa di Chiavari, pronta a riunirsi per il convegno diocesano 2019. Appuntamento al villaggio del ragazzo di San Salvatore venerdì prossimo 27 settembre. Per leggere il nostro tempo, il tema di riflessione di quest'anno che sarà affrontato dalla biblista Rosanna Virgili che condurrà i partecipanti all'ascolto dell'Evangelista Matteo. Il via alle 19 con la pericena, alle 20:15 la preghiera e l'introduzione del Vescovo, a seguire la relazione, al termine il dialogo in assemblea e le conclusioni. Monsignor Tanasini ha consegnato il mandato ai catechisti della diocesi come ormai tradizione all'inizio del nuovo anno pastorale. Dal Vescovo un invito a vivere il servizio del catechismo nella preghiera e nella coerenza tra la vita e l'annuncio della parola. Vediamo. Come possiamo guadagnare la fiducia della comunità cristiana? È la domanda che ha posto Monsignor Alberto Tanasini nel corso della consegna del mandato ai catechisti della diocesi all'inizio di un nuovo anno pastorale. La prima risposta deve essere la nostra preghiera, ha detto il Vescovo, invitando a pregare prima di preparare ciascun incontro di catechismo. Abbiamo voluto staccare il catechismo dalla scuola e il primo aspetto che ci differenzia da essa è proprio questo: non possiamo non pregare, ha spiegato il Vescovo. Ma i ragazzi oggi, ha aggiunto Monsignor Tanasini, non sono tanto attenti alla parola quanto alla coerenza di vita. Noi viviamo quello che insegniamo? Sono per noi quelle parole un pungolo a vivere la vita cristiana? Monsignor Alberto Tanasini ha invitato a vivere ciò che si annuncia, offrendo al Signore la volontà di fare in modo che la parola annunciata sia vita vera.
Monsignor Alberto Tanasini ha aggiunto che occorre ascoltare la parola di Dio, cercando di capirla e assimilarla, e ha invitato inoltre a non distaccare l'impegno di annuncio dall'Eucarestia. Al termine della consegna del mandato ai catechisti della diocesi, l'annuncio del percorso di formazione catechistico per quest'anno, che sarà realizzato in collaborazione con altri uffici diocesani. Il primo appuntamento il 9 novembre in occasione del convegno dedicato al dialogo interreligioso. Abbiamo pensato come convegno diocesano di aprirlo appunto ai catechisti, di invitare tutti i catechisti, proprio perché ci sembrava un argomento soprattutto importante, dal titolo La cultura del dialogo come via, e quindi aperto a tutti, quindi soprattutto anche ai catechisti, e sarà dalle 9 alle 13 nel salone della Casa Marchesani. Un altro appuntamento, questa volta in collaborazione con l'ufficio liturgico, ad aprile, per approfondire i contenuti del nuovo messale. È sempre stato un punto fondamentale per i catechisti, una formazione molto importante, richiesta da gran parte di tutte le varie parrocchie, e quindi in occasione di questo nuovo messale il 17 aprile faremo questo incontro formativo e avvicinare il nuovo messale con Don Paolo Tomatis. Sarà la sera, sempre nel salone di Casa Marchesani. Nella chiesa di San Michele Arcangelo di Soglio di Orero si è svolto il 12° raduno diocesano dei campanari in occasione del primo centenario della fusione del concerto di 5 campane in nota B bemolle ad opera della fonderia Achille Mazzola. Al termine, dopo un primo concerto, è stata celebrata la Santa Messa solenne presieduta da Don Andrea Buffoli, assistente spirituale dell'Associazione dei Campanari, e concelebrata dal parroco Don Marco Gattorna. Una decina i soci dell'Associazione Campanari presenti. Per l'autorità era presente il consigliere della città metropolitana di Genova, Marco Conti. Rischia purtroppo di chiudere la casa di riposo gestita dalle suore Giannelline a Chiavari. Nei giorni scorsi è stato comunicato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società cooperativa Giannelli in Rete, che fino ad oggi ha gestito la struttura. Attualmente sono 27 i dipendenti che da agosto non ricevono più lo stipendio, 23 i posti offerti dalla struttura, a cui si aggiungono quelli della residenza per suore anziane, dove attualmente sono ospitate 8 religiose. Fino alla primavera del 2017 era convenzionata con ASL 4. Auspichiamo si possa trovare una soluzione positiva per i dipendenti e la continuazione dell'importante attività di assistenza agli anziani e alle religiose, così ha commentato Andrea Sanguinetti, responsabile della CISL Tigullio, che invita a guardare alle esperienze nel mondo cattolico che svolgono da anni attività nel campo sociosanitario sul territorio e che potrebbero dare un contributo importante per salvaguardare questa importante e significativa realtà per Chiavari e la sua storia. Passiamo adesso alla cronaca. Questa mattina c'è stato un incidente stradale sulla 12 tra Recco e Rapallo intorno alle 8:30. L'autista di un camion ha perso il controllo del mezzo, è andato a urtare il guardrail occupando quindi l'intera carreggiata. Nessun'altra vettura fortunatamente è stata coinvolta. L'uomo, lievemente ferito, è riuscito ad uscire autonomamente dalla cabina di guida. Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo, la polizia stradale di San Pier d'Arena e il 118. L'autostrada è rimasta chiusa al traffico per mezz'ora, causando circa 3 chilometri di coda. Sempre cronaca, 2 uomini di 25 e 30 anni sono stati arrestati dai poliziotti del commissariato di Chiavari per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le indagini sono iniziate quando è risultato evidente che fra i giovani del territorio si stava diffondendo il consumo di chetamina abbinata ad alcol e a droghe leggere. Gli agenti del commissariato sono riusciti a risalire alla fonte dello spaccio, localizzandola nell'entroterra di Sestri Levante. Al termine di un lungo appostamento, gli agenti hanno fatto irruzione in un'abitazione occupata da 2 giovani che avevano fatto della casa il loro centro di spaccio. I 2 sono stati trovati insieme a un altro giovane mentre erano intenti a consumare delle sostanze stupefacenti e durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti oltre 600 grammi di chetamina, circa 500 grammi di hashish, 20 grammi di MDMA,
e altri piccoli quantitativi di marijuana, cocaina e oppio, sostanza da taglio e materiale utile per il confezionamento, nonché una bilancia professionale di precisione e 21.000 euro in denaro contante provento di spaccio. I due sono stati arrestati. È stato pubblicato quest'oggi il bando per l'assegnazione dei lavori di costruzione della residenza per anziani che sorgerà a Pralungo di Mezzanego. Rimarrà per 60 giorni sulla Gazzetta Ufficiale Europea, poiché si tratta di un progetto superiore ai 10 milioni di euro. Il prossimo 20 di novembre ci sarà la prima apertura delle buste. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Un progetto all'avanguardia che prevede la costruzione di un immobile di 6 piani, di cui 2 seminterrati, per un totale di 4.500 m² di superficie. La gara d'appalto prevede un investimento di oltre 10 milioni di euro e la gestione sarà data in concessione per circa 50 anni a chi la gestisce, per poter rientrare nei costi di costruzione. Il bando resterà pubblicato per 60 giorni, dopodiché in caso di presentazione di offerte saranno aperte le buste il 20 di novembre. E in caso che andasse deserta procederemo a un'altra gara entro il 31 dicembre. Siamo fiduciosi che il progetto raccolga interesse degli operatori del settore e di società interessate a investire. Grazie anche alla discussione del Consiglio sono stati apportati ulteriori miglioramenti. Ricordiamo le caratteristiche principali. Avrà 93 posti, di cui 14 dedicati al centro per l'Alzheimer specializzato, 15 per il centro diurno e il resto della struttura sarà per RSA e post acuti. C'è anche la piscina riabilitativa, per cui sarà costruito con le più moderne tecniche di risparmio energetico in maniera che l'edificio sia autosufficiente da quel punto di vista lì, e la piscina sarà usufruibile dai residenti e dagli abitanti della nostra vallata negli orari serali. E l'altra cosa importante è che creerà anche tanti posti di lavoro, perché stiamo parlando di un minimo di 40-50 posti di lavoro. Quando vorreste vedere realizzato o comunque partire l'intervento? Se tutto andrà bene, la ditta che si aggiudica il progetto avrà 180 giorni di tempo per presentare il progetto definitivo, dopodiché il progetto sarà validato dall'amministrazione e potranno iniziare i lavori. Il cronoprogramma dei lavori è previsto massimo in 900 giorni per realizzare l'intervento, per cui nell'ipotesi migliore nel 2023 potrebbe essere inaugurata la casa di riposo. Giunge alle battute finali l'iter pluriennale per l'approvazione del piano urbanistico comunale di Rapallo. Nei prossimi giorni infatti è prevista l'approvazione definitiva da parte della Regione Liguria. Il PUC sarà efficace dopo l'iter delle pubblicazioni. La Regione darà quindi notizia della conclusione degli adempimenti necessari per renderlo quindi efficace. In concomitanza con la decorrenza dell'orario invernale si sono intensificati i controlli a bordo dei mezzi ATP e alle principali fermate. Nei primi 8 mesi del 2019 sono state elevate oltre 6.000 sanzioni amministrative a persone non in regola col titolo di viaggio. La media di 750 sanzioni al mese è stata mantenuta anche durante il mese di settembre. Durante i primi 8 mesi dell'anno sono stati segnalate all'autorità giudiziaria poco più di 90 persone con il rifiuto di fornire le generalità al personale impegnato nella verifica e denunciate 2 persone per aggressione ai controllori. Abbiamo un gruppo molto attivo e dinamico presente sul territorio sia in Riviera sia nelle vallate. Questa è la conferma che arriva da Andrea Geminiani, direttore amministrativo. Per la tratta Portofino-Santa Margherita Ligure, che è uno dei più frequentati di sera e alla notte, i controllori hanno anche il compito di garantire la sicurezza oltre che quello di stroncare il fenomeno dell'evasione. La Regione Liguria attiverà al più presto la richiesta di stato di calamità naturale per il settore dell'apicoltura a seguito delle gravi perdite registrate quest'anno. Lo fa sapere l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai, rispondendo al grido d'allarme lanciato da Coldiretti Liguria, che parla di produzione azzerata per il miele d'acacia e dimezzata per quello di castagno. Attendiamo di ricevere dalle associazioni apistiche la stima dei danni. Una volta tracciato il quadro, solleciteremo il governo per la concessione della deroga per l'attivazione della legge 102, in modo da ottenere il riconoscimento dei danni alla produzione del miele con la conseguente attivazione del fondo di solidarietà.
A mettere in ginocchio la produzione la siccità del mese di marzo, seguita dal meteo particolarmente capriccioso di aprile e di maggio, con vento, pioggia, grandine e sbalzi termici considerevoli. Il bando regionale per i contributi per i voucher Nido sta incontrando il favore delle famiglie. Ad oggi sono state presentate 2.128 domande con l'impegno di oltre il 50% degli oltre 3 milioni di euro disponibili complessivamente. Il bando è ancora aperto, lo si può presentare come domanda entro il 31 maggio 2020. L'obiettivo è quello di supportare sia le famiglie in condizioni di disagio economico, sia le donne che lavorano o sono inserite in un percorso di formazione o di inserimento occupazionale per permettere ai figli di frequentare i servizi per la prima infanzia. Sulla base delle risorse a disposizione saranno finanziate tutte le domande risultate ammissibili in relazione al possesso dei requisiti richiesti. La caserma dei Carabinieri di Santo Stefano d'Aveto è stata intitolata ad Albino Badinelli, il giovane carabiniere di Allegrezze, ucciso il 2 settembre 1944 per evitare il rastrellamento nazifascista di 20 civili innocenti. Alla cerimonia erano presenti le autorità e diversi parenti del caduto, delle famiglie Badinelli e Mazza. L'intervista. Che momento è stato? Il momento è sempre stato atteso sia dalla comunità di Santo Stefano che possiamo dire dalla famiglia dell'Arma dei Carabinieri, che appunto negli anni hanno sempre, tra virgolette, insistito e richiesto che avvenisse questa intitolazione. Per questo mi viene da dire che è stato un momento molto familiare, molto cordiale, di comunità. Ecco, lo sento un momento profondamente bello, no? Quello di ritrovarsi insieme per guardare a questa testimonianza come comunità, come paese, come cittadinanza, per approfondire questo sacrificio che ancora oggi siamo chiamati a reincarnare nella nostra vita. Che cosa della testimonianza di Albino Badinelli è rimasta davvero viva a Santo Stefano d'Aveto? Oltre al fatto del dare la vita, quindi tutto quello che riguarda appunto il dono della vita per la salvezza di quei 20 civili, penso che la cosa che sempre ha colpito la popolazione e che ancora oggi colpisce chi incontra Albino in senso figurato è il suo perdono che ha consegnato ai carnefici prima della sua fucilazione. In una società come quella di oggi, in cui le divisioni sembrano prevalere sull'unità, dunque un richiamo davvero ancora molto attuale. Sì, diciamo che la storia di Badinelli ci richiama all'accoglienza, all'unità, al non pensare che il mio prevale sul nostro, cioè il fatto che lui in prima persona abbia scelto e deciso di sacrificarsi, quindi di mettere davanti al proprio bene il bene dell'altro, penso che per noi oggi sia un richiamo importante, potremmo dire una vocazione a mettere un po' da parte tutto quello che riguarda il nostro bene, il nostro piccolo benessere in cui a volte cerchiamo di vivere ritagliandoci un po' della nostra vita per farci dono e per essere risposta anche ai bisogni dell'altro. Un nuovo mezzo in dotazione alla Croce Rossa di Cicagna è stato inaugurato ieri. Si tratta di un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto di persone disabili. Il mezzo è stato acquistato con somme devolute al comitato da benefattori defunti. Alla cerimonia era presente anche il presidente della Croce Rossa regionale Ligure, Maurizio Biancaterra. La cerimonia è iniziata con i saluti delle autorità, la consegna delle benemerenze di anzianità ai volontari ed è poi proseguita con la benedizione del mezzo da parte di Don Mario Moltedo e il taglio del nastro. Madrina della manifestazione Simona Bernero, moglie di Giuseppe Bernero, un volontario donatore di sangue della Croce Rossa Italiana di Cicagna, prematuramente scomparso. Si celebra quest'oggi la seconda giornata internazionale della lingua dei segni. Per i milioni di sordi di tutto il mondo è l'occasione per celebrare la propria lingua, la propria cultura e ricordare la loro esistenza alla società che difficilmente li nota quotidianamente. Riproponiamo il servizio dedicato al coro Mani Bianche di Chiavari Liguria che si è esibito durante le riprese del brano Si dice così. Vediamo. È una danza di mani, una melodia di gesti, disegnano movimenti nell'aria, delicati e armoniosi. L'esperienza internazionale del coro Mani Bianche è stata portata anche a Chiavari e in Liguria da Antonella Titta Arpe.
Il coro traduce la musica nella lingua dei segni, è un messaggio di integrazione, accessibilità e libertà di espressione. Le canzoni vengono trasformate in coreografia e musica per gli occhi. L'obiettivo è sensibilizzare gli udenti al mondo della sordità, permettendo a tutti, bimbi, ragazzi, amici sordi e udenti, di condividere le proprie emozioni, imparando, perché no, anche la lingua dei segni. È un coro speciale poi perché unisce bimbi con diverse disabilità, come la sordità, la sindrome di Down e forme di autismo, comunque tutti veramente integrati, tant'è vero che quando sono sul palco tutti così ben compattati, muovono le mani a forma di danza, diciamo, non solo comunicano ed esprimono un messaggio importante, ma davvero sono tutti uguali, nessuno si accorge assolutamente di chi sente e di chi non sente, e questo è il vero messaggio che vogliamo lanciare. Il coro è composto da 40 elementi tra i 6 e i 18 anni. Mi ha insegnato una nuova lingua che mi servirà in futuro se incontrerò persone sorde, mi aiuterà a comunicare con loro. Il coro è stato ripreso a Rapallo da Mr. Lui, comico, regista e già presentatore dello Zecchino d'Oro, che ha realizzato un videoclip della canzone Si dice così, scritta da Fabrizio Pagliettini e cantata da Jacopo Cioni. Il brano parla di una ragazzina sorda che a scuola viene prima guardata con diffidenza, poi apprezzata per il suo essere speciale. Oggi mi sono sentito più bene delle altre volte, perché è sempre un'emozione, ma oggi proprio fuori dai limiti. Si è svolta a Rapallo la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso fotografico Città di Rapallo, organizzato dal gruppo fotografico Dietro un Vetro, volontari del soccorso di Sant'Anna. Il tema scelto era il paesaggio terrazzato dei muri in pietra a secco, patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Hanno aderito numerosi concorrenti provenienti da tutta l'Italia. La giuria ha selezionato 30 scatti che sono stati esposti in mostra. Primo classificato Mario Zurla, che ha fotografato i mulini di Triora. Secondo Mario Costa con Castagneto terrazzato. Terzo ex aequo a Dario Riva ed Alina Bertolone. Menzione speciale è andata a Cecilia Mosconi. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 24 settembre. Apertura del Museo Archeologico di Chiavari in via Costagulta dalle 9 alle 14. Mercato agricolo e delle autoproduzioni in via Salvi, a Seste Levante. Le bancarelle saranno allestite dalle 9 alle 13. Nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo di Rapallo, a partire dalle 10:30, si tiene la cerimonia di premiazione del concorso grafico e letterario organizzato dalla Winner Volley. Nell'occasione saranno esposti gli elaborati presentati dagli studenti. Alle 15, nella sede della CISL di Chiavari, conferenza a cura dell'Associazione Terza Età Anteas. L'architetto Osvaldo Garbarino terrà una conferenza La presenza genovese alla prima crociata e alla nascita della città mercantile. Nuovo appuntamento per la 32esima rassegna di teatro dialettale Elio Rossi a Chiavari. A partire dalle 21 nell'Auditorium San Francesco, la compagnia teatrale Don Bosco di Varazze porterà in scena la commedia in 3 atti di Luciano Borsarelli, Più enti oggi. L'Arca perduta nel Mediterraneo, il libro scritto da padre Mauro Armanino, sarà presentato dal missionario alle 21 a Villa Sottanis di Casarza Ligure. Modererà Massimo Cappitti, appuntamento a cura dell'Associazione Popoli Solidali. Passiamo allo sport, ancora una volta la formazione della Chiavari Canoa Polo vola sul tetto d'Europa. A Catania la formazione capitanata da Luca Bellini ha vinto la finale della Champions League battendo per 5-4 al terzo tempo supplementare i tedeschi del Liblar. Il gol della vittoria portò al firma del chiavarese Andrea Bertelloni. 17 le formazioni che hanno dato via alla competizione che si è svolta nel fine settimana nel porto di Catania. Nella storia il Chiavari è la seconda squadra a vincere per 2 volte consecutive alla Champions. Lo scorso anno la vittoria era stata conquistata a Nottingham nel Regno Unito di Gran Bretagna. L'Unione Sportiva Calcio Sestri Levante 1919 festeggia un secolo di storia. Venerdì 27 settembre, lo stesso gioco in cui 100 anni fa
venne fondato il Club Rossoblu, si svolgerà la grande festa per il centenario. Alle 17:30 in Corso Colombo ritrovo dei tifosi e tesserati. Alle 18 la sfilata lungo le vie del centro storico di tutte le squadre, la dirigenza e i tifosi corsari accompagnati dalla Società Filarmonica di Seste Levante. Alle 18:30 la fissione della targa del centenario in via Pordovello, dove venne fondata la società. Alle 19 al Teatro Arena Conchiglia, in salita alla Penisola, presentazione di tutte le leve e delle maglie del centenario con cui il Seste Levante disputerà la stagione agonistica 2019-2020. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Il prossimo appuntamento, come di consueto, è rinnovato a domani alle ore 12:45 con TV Gli Oggi. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata. Arrivederci.